L'inizio come è stato l'inizio? Ma l'impatto ti facevi ginnastica, ti preparavano, facevi un po' di guantoni sul sacco, al sacco, oppure sì, lo facevi. Dopo Corsa? sì, no, corda. Ah, corda. Forse non c'era. C'era sempre la corda. Sì, corda, e facevi la ginnastica, facevi Come preparazione atletica? atletica. Fino a che dopo un mese tu mi ha messo su un paio di guanti e ho detto, vieni su, e ho detto, sorrì. Sì, ho detto, insieme con l'allenatore però. E mi insegnava a tirare i colpi, capivo. E dopo, E l'allenatore ti ricordi come si chiamava? sì, Paoletti. Dopo subentra Lecchia, il maresciallo, dopo preso Paoletti. Comunque mi ha insegnato. Era bravo Topolitti anche come allenatore oltre che come fisico? Sì. È stato campione europeo di Un buon Mosca. giocatore anche in Mosca. Ed è stato campione europeo di Mosca. Quale regola ti ha insegnato per prima cosa? Cosa ti ha detto? La guardia, mettiti in guardia, sempre con la guardia. E allontanare sempre col sinistro. Il sinistro dopo vale il destro, ma comunque faceva tirare sul guantone suo, il sinistro, e ripeteva il destro. E dopo da là, dopo qualche settimana, facevo in due, cioè un altro atleta, giovane. e si faceva tirare, insomma. E là ti insegnava a tirare il colpo, dico no, o sì, insomma. Sempre tecnica di base, insomma. Dopo stava da te, la tua intelligenza, insomma. Ma con le gambe c'era qualche tecnica? Sì, la stessa posizione delle gambe sempre. Cioè cosa come doveva essere? Sempre in forma così. Però dopo sai, sul match, come ho detto, Cambia tutto perché ti fai prendere dall'agonismo. Sì. Ma come fondamento, insomma, base, la posizione. Prova a metterti in piedi, farla vedere, tanto per curiosità. Ah, così, sempre col sinistro? Sempre il sinistro avanti, perché dovevi sempre evitare il colpo, così, oppure va. E dopo il destro entrava a destra, quando avevi fatto strada, insomma, col sinistro. Ah, ho capito. Sì. E là, e dai tre. Dopo ho fatto campionato di novizi, campione del Veneto, e sono stato campione Veneto di welter. Nel credo di welter. In che anno era questo qua? 63. E dove eravate? Non so se a Treviso o a Mestre. Adesso non ricordo. Treviso. È stata una bella soddisfazione. Mamma mia. Un inizio. Dopo la situazione nostra era, dopo aver cappabotte oppure hai vinto, che ti portavano a mangiare. La situazione era più grande nostra, per casa si mangiavi, ma giusto, e anche era poco in casa mia, a dire la verità. E quando non mi sono ritrovato per se facevo fare, la soddisfazione era qui a casa nostra. E dove? In che ristorante? Le prime volte andavamo a San Tommaso, sai che era un ristorante su a destra subito, che era, si girava a destra, che era subito un ristorante là sotto il portico, che adesso è stato tabacchino. Se no andavamo da lì a Piazza Signori, al Fogher. Al Fogher? Da lì. Un posto. Ah, sì. Il Fogher, andavamo sì, spesse volte. E là la nostra soddisfazione. Non so ricordare neanche che aveva questa botte. Erano abbastanza di manica larga i dirigenti su sta roba qua? Sì, cioè, un Pagnon Sin, era un presidente Pagnon Sin, era insomma niente. Girava un po' di soldi. Sì. Gli altri me dava 50 franchi bianca.